Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi è dedicata ad una piazza che attraversate ogni volta che andate o tornate da San Siro. Sono infatti in piazzale Zavattari. Immaginate di trovarvi nella Milano del 1400, una città in pieno fermento culturale e artistico. Qui, nel cuore della capitale del Ducato di Milano, sorgeva la bottega degli Zavattari, una famiglia di pittori che ha saputo conquistare l'ammirazione di nobili e cittadini con le loro opere. La storia degli Zavattari inizia con Cristoforo e Franceschino, i primi membri della famiglia di cui abbiamo notizie certe. È il periodo della costruzione del Duomo di Milano e Franceschino, a partire dal 1417, viene coinvolto nella creazione delle splendide vetrate della cattedrale. Ma il talento di Franceschino non si limita solo a questo. È infatti suo un affresco che decora Palazzo Borromeo, così come il mazzo di tarocchi Visconti Brambilla che è oggi conservato nella Pinacoteca di Brera. Recentemente gli è stata attribuita anche una Madonna con il Bambino, l'Eterno Padre e un Santo Abate custodite nella chiesa di San Lanfranco a Pavia. Franceschino ebbe 3 figli, Giovanni, Gregorio e Ambrogio. Con loro ha lavorato a un'opera monumentale che rappresenta il culmine della pittura tardogotica lombarda, gli affreschi della cappella della Regina Teodolinda nel Duomo di Monza, realizzati tra il 1441 e il 1446. Questi affreschi sono un vero e proprio capolavoro, un ciclo pittorico che racconta storie e leggende con una maestria incredibile. Ma non è tutto, gli Zavattari lasciarono il loro segno anche nella Certosa di Pavia, dove possiamo ammirare una Madonna con il Bambino nel refettorio del monastero, attribuita a Franceschino, Gregorio e Ambrogio. Ambrogio, in particolare, è autore di un polittico con la Madonna e Santi, oggi conservato nel museo di Castel Sant'Angelo a Roma, probabilmente datato 1459. Gregorio, dal canto suo, si distingue per una Madonna con il Bambino, nota come Madonna di Corbetta, che risale al 1475 e si trova nel santuario arcivescovile della Beata Vergine dei Miracoli, proprio a Corbetta. E non dimentichiamo i suoi affreschi, purtroppo andati persi, nelle chiese di San Vincenzo in Prato e di Santa Margherita, entrambe a Milano. Santa Margherita l'abbiamo perduta. Infine, Giovanni è ricordato per la sua tavola con l'Assunzione della Vergine, custodito nella Pinacoteca di Brera. La dinastia degli Zavattari si concluse con i figli di Giovanni, Franceschino II, Vincenzo, Gian Giacomo e Guidone, attivi tra il 1479 e il 1481. Insomma, gli Zavattari furono una vera e propria dinastia di artisti, capaci di lasciare un'eredità artistica che ancora oggi possiamo ammirare e apprezzare. Quando passate nel loro piazzale, ricordate i capolavori che ci hanno lasciato.